Buondì cari amici della Maratona Veneta, la parola d'ancò, la parola mia, ma con l'accento su ei. Cosa vuol dire? Perché là che va l'accento? Intanto sto qua non è mia il possessivo, non è mia in del senso del possesso, ma è mia come parte della negazione. Per esempio, mi hanno vegno mia. Cosa è sto mia? Sto mia con l'accento è che corrisponde alla forma lunga che è miga. Qualche d'uno dice, per esempio, verso il Rovigotto, dice addirittura minga. Bon. E sto mia in la parte alta del Veneto, e il serti, neanche tanti, lo sbassa in mea, non è mea vera, per esempio. Ok. Mia è ora come negazione, tanto se che in Veneto la negazione la si fa in maniera differente che rispetto all'italiano. L'italiano ha una negazione solo, non è vero, invece gli altri che avevamo da dire in Veneto no, hanno se mia vero, no mia, come che se in francese ne pas. Sto mia qua che corrisponde abbastanza esattamente al stesso pas del francese, no? E tanto sai che qualche francese si può dire in frase singola, anzi, possiamo dire che la negazione piena, paradossalmente, la viene meglio col mia che col no. Dunque, potremmo dire, invece non diciamo mia, no vero. Diciamo mia, diciamo mia vero. Te l'ho visto ieri mattina, mia vero, ero a casa, no? Ecco, e ora, perché che c'è l'accento? Per cernirlo, appunto, invece del mia possessivo. E ora, sta gatta non è a se mia, no è a se mia. Ecco, sta quasi a parte negazione che la va insieme col no. Non la se mia e se in cuffia intorno al verbo. Il verbo se, la se, perché in Veneto il verbo c'è dentro anche il suo pronome, e il verbo è bien mettesto in contorniata, sto no mia, corrisponde al francese ne pas. Bon. Provai a fare questa roba qua in italiano e vedi che non si dice mica in italiano. E se è vero, solo che credendo che il Veneto, il Lombardo, eccetera, sia i dialetti dell'italiano, giustamente uno dice, ma se quello che funziona in Veneto e in Lombardo e in piemontese funzionerà anche in italiano. E invece no, in italiano non funziona mia. Perché? Perché che altre lingue è differente. E sto qua è uno degli esempi che esonta il Veneto col sistema nord delle lingue neolatine, dunque più che altro col francese. E ben in distanza invece dal toscano, da dove viene fuori l'italiano, che sta roba qua non la ga mia. Bon, abbiamo fatto anche poco. A se vediamo domani con la nostra maratona veneta.